Buongiorno e buon lunedì, buon inizio settimana a tutti, rieccoci puntuali in diretta, prima edizione del nostro telegiornale che ci accompagnerà attraverso i tanti fatti di cronaca che hanno caratterizzato queste ultime ore in Veneto, da incidenti mortali purtroppo sulle strade della nostra regione alla violenta rapina di ieri a Cavallino Treporti. Tra pochissimo vi racconteremo con Ilaria Marchiori tutti gli sviluppi di questa vicenda, aggredita un'intera famiglia, i malviventi hanno sparato al figlio che ha cercato di difendere i genitori e la nonna brutalmente aggrediti. Tutto questo tra pochissimo, ma come detto ci sono i fatti di sangue, gli incidenti mortali, ma prima di entrare nel vivo della giornata di oggi, subito come ogni lunedì il sondaggio che fa riferimento a uno dei temi più caldi di questi ultimi giorni, ed è quello dell'inverno demografico. Sempre meno giovani, nascono sempre meno bambini in Veneto, e allora la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere è questa: sempre meno giovani, servono più immigrati? 0422 16 26 691 se la vostra risposta è sì, 0422 16 26 690 se la risposta è no. La chiamata gratuita, l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Come detto però, partiamo subito con quanto accaduto poco fa a Nervesa della Battaglia, dove un'auto è uscita di strada a perdere la vita un'anziana automobilista, ma poi ripercorreremo anche la tragedia di ieri a San Stino di Livenza, dove a perdere la vita è stato un 19enne. Tutto questo in diretta con Nicoletta Rizzetto insieme a Edi Caliman. Buongiorno Edi. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo in via Granzia a Nervesa della Battaglia, dove questa mattina intorno alle 9:30 un'anziana signora Pierina Barro, una 78enne molto conosciuta in paese, è uscita di strada. Ci troviamo in una strada di campagna, stava tornando dal mercato. Grazie alle immagini di Nicoletta Rizzetto possiamo vedere ancora i segni evidenti a bordo strada. L'anziana signora non si esclude sia stata colpita da un malore, ma non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un abbagliamento dal sole, che a quell'ora era ancora basso, ma oggi splende in tutto il Veneto, e quindi potrebbe avere anche avuto un'uscita di strada causata appunto dalla poca visibilità data dalla troppa luce. La cosa che sconvolge è che l'anziana uscita di strada non percorreva la strada ad alta velocità, è finita contro la canaletta, l'auto si è ribaltata, possiamo vedere le immagini, la canaletta è stata distrutta, l'auto si è ribaltata su se stessa e la donna ha perso la vita quasi sul colpo. Sul posto carabinieri su M118 che non hanno potuto che constatare il decesso della donna. Francesca, quello che sconvolge di questo, al di là del fatto che è l'ennesima vittima delle strade nella Marca, è che la donna stava tornando dalla spesa fatta al mercato che si trova nel centro cittadino. Nicoletta può inquadrare, il centro cittadino è a qualche centinaio di metri da qui, ma la cosa ancora più sconvolgente è che la casa si trova a un centinaio di metri da dove l'incidente purtroppo è avvenuto, e ci troviamo a constatare l'ennesima morte sulle strade solo di ieri mattina. Primo pomeriggio, erano le 13:30 quando è stato dato l'allarme ai soccorsi. Un 19enne, l'ennesimo ragazzo, era a bordo della sua moto, stava percorrendo la strada che da San Stino porta a Caorle, ha perso la vita, è uscito fuori strada in modo autonomo. Purtroppo anche lui è stato sbalzato dall'impatto a un po' di metri, 5 circa, da dove ha sbattuto contro un platano. Per il ragazzo non c'è stato niente da fare. Parliamo di Edoardo Bernardi, 19 anni, originario di Motta di Livenza, poi spostatosi con la famiglia a San Stino e ora residente a Caorle. Frequentava l'ultimo anno del liceo Marco Belli a Portogruaro. Oggi abbiamo sentito la direttrice, sono tutti sconvolti. Nel pomeriggio raggiungeremo il coordinatore, i compagni di classe che oggi sono in lutto, come la società sportiva, il Mottense, la società ciclistica dove il ragazzo correva e ha corso per molti anni, più o meno dagli 8 ai 16 anni. Oggi abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente dell'associazione per avere un ricordo di chi era Edoardo. Ci hanno raccontato di un ragazzo estremamente attento e sempre diligente, si impegnava sia nello studio, era molto bravo a scuola,
come nello sport. Sentiamo le sue parole. Sono scosso anch'io. Lui ha iniziato con noi da giovanissimo, con la Motense, ha fatto 2 anni di esordiente, 2 anni di allievo e poi ha deciso di smettere a correre, sebbene che era abbastanza promettente e tutto quanto, che alcune società lo cercavano, però di sua volontà ha deciso di non correre. Era bravo a scuola e chi è bravo a scuola è bravo anche nello sport, si impegnava, era molto legato, sì, era molto legato, gli piaceva appunto quando facevamo qualche manifestazione veniva anche a vederci e qualcosa così, gli piaceva in pratica lo sport, l'ha smesso però era molto legato alla bicicletta, così insomma. Queste le parole del presidente Adriano. Francesca, se non hai domande da Nervesa io ti restituirei la linea. Grazie davvero a Edi Caliman, grazie a Nicoletta Rizzetto. Insomma, un bollettino di guerra, quello che riguarda le vittime sulle nostre strade. Lo ricordiamo questa mattina, l'incidente di Nervesa, un'auto che è uscita di strada si è ribaltata a perdere la vita una 78enne e invece ieri, come ha raccontato Edi, a perdere la vita è stato un 19enne uscito di strada con la sua moto. Come detto, tra pochissimo andremo a Cavallino Treporti per questa violenta rapina in villa, aggredita un'intera famiglia, mamma, papà, l'anziana nonna, il figlio cerca di difenderli e viene colpito ad una gamba con un colpo di pistola, un vero e proprio assalto, un orrore che ha sconvolto l'intero Cavallino Treporti. Una notizia con invece purtroppo l'ennesimo incidente sul lavoro, un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Rivoli Veronese in un'azienda che produce fertilizzanti. Secondo quanto si è appreso, l'operaio ha subito gravi lesioni ad un braccio mentre stava lavorando con una macchina agricola. È stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del SUEM, i carabinieri di Caprino Veronese e i vigili del fuoco, naturalmente, per ricostruire la dinamica di questo incidente sul lavoro. Noi continuiamo con la cronaca in attesa di andare a Cavallino Treporti dalla nostra Ilaria Marchiori e ci spostiamo nel Padovano con il report dell'ACI sugli incidenti stradali che parla della provincia di Padova come quella in cui si sono verificati più sinistri mortali in tutta Italia. 10 ciclisti morti a Padova nel 2022, un dato che porta la città del Santo prima in una triste classifica a livello nazionale. A dirlo sono i dati del report ACI-Istat sugli incidenti stradali in Italia. Le vittime nel 2022 in tutta la nazione sono state 205, con un calo del 6,8% rispetto all'anno precedente. 20 di questi erano a bordo di una bici elettrica e 16 guidavano un monopattino. La classifica vede in seconda posizione la città di Udine con 9 incidenti mortali. Al terzo posto Milano, Venezia e Ravenna con 8 ciclisti morti. Sulla base del report ACI-Istat sono stati anche 485 i pedoni che hanno perso la vita. Roma, la provincia con più incidenti mortali, seguita da Milano e Napoli. È stato fermato dalla polizia in un hotel del centro di Padova un veneziano che ha malmenato la compagna incinta di 6 mesi. Arrestato in un albergo del centro a Padova un 35enne della provincia veneziana per aver aggredito e picchiato la compagna incinta di 6 mesi. A dare l'allarme il personale dell'hotel che ha soccorso la donna in evidente stato confusionale e ha fermato il compagno per poi consegnarlo ai poliziotti. La donna ha riferito agli agenti di essere stata aggredita e malmenata dall'uomo. Il 35enne è stato prima fermato e successivamente rilasciato con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinarsi alla donna. Parlano da sole le immagini del furto messo a segno sabato sera da ignoti in un'abitazione di Breda di Piave. Siamo nel Trevigiano, dove i ladri per entrare in casa si sono ricavati un varco nel muro.
Hanno approfittato della breve assenza dei padroni di casa all'ora di cena, poco più di un'ora e mezza, e usando probabilmente un martello elettrico da demolizione si sono ricavati un varco nel muro laterale, quello della cucina. Una volta all'interno hanno cercato una cassaforte che non c'era, andandosene con qualche monile e lasciando dietro di sé danni per migliaia di euro. È accaduto lungo via Piave, la strada che da Breda conduce a Candelù, dove i malviventi hanno preso di mira una casa singola e probabilmente tenuto d'occhio i proprietari. Una volta avuta via libera hanno tagliato la recinzione, si sono ricavati un varco nella siepe e invece di scassinare un infisso, operazione questa che avrebbe fatto scattare l'allarme, hanno scelto di demolire il muro. Un colpo sconcertante che si somma ai ripetuti furti avvenuti nel territorio di Breda negli ultimi mesi, ma che per le modalità alza l'asticella di quello che i malviventi sono disposti a fare. Io non ho parole per come sono avvenuti i fatti questa volta. Sembra quasi un film quello che è accaduto. E ho già detto che siamo inermi, a questo punto qua siamo quasi alla resa, mi viene da dire. Io non voglio arrendermi e farò di tutto. Certo che comincia a diventare una battaglia impossibile o molto difficile da combattere a queste condizioni. Gli appelli alla prefettura lanciati nelle scorse settimane, prosegue Mosole, non hanno avuto seguito, ma una risposta può venire solo dall'ufficio del governo e dal ministero. Io spero che qualcuno si stia organizzando, mi auguro in settimana riprenderemo i contatti e vedremo quali sviluppi ci sono stati. Che si convochi un tavolo, comunque io richiederò un colloquio nuovamente con il prefetto sperando che mi accolga, ma se lui vuole convocare tutti i sindaci ben venga, insomma, che così almeno tutti quanti insieme vediamo che cosa possiamo fare. Stanno aumentando i tentativi di truffa ai danni di cittadini residenti, in particolar modo nella zona della Chiesa Votiva a Treviso, l'ultimo segnalato da una 90enne contattata da finti operai. Con uno strumento arrivano lì in giardino e scatta un bip bip, ecco vede che quindi entriamo anche in cucina per controllare. Finti operai in azione nella zona della Chiesa Votiva a Treviso. L'episodio accaduto nei giorni scorsi viene raccontato da una signora di Via del Mozzato alla referente del controllo di vicinato. Proprio poche ore fa una signora, una mia amica di 90 anni ma molto in gamba, mi raccontava proprio che nei pressi di casa sua stavano facendo dei lavori all'acquedotto e quindi qualcuno si è presentato in tuta, cioè con abiti da lavoro. Ma la signora alla richiesta di entrare in casa si è subito insospettita rispondendo a tono. E non è necessario che lei entri in cucina, ci torni magari domani che così c'è anche mio figlio eccetera eccetera, insomma, quindi la persona poi sparisce e non se ne parla più. Ed è solo l'ultimo di una lunga e varia serie di truffe anche online che non colpiscono solo gli anziani. Ora va molto il numero clonato di figli o nipoti. Qui si tratta di qualcuno che manda un WhatsApp, un messaggio e dice ciao papà, ciao mamma, oppure sono tuo figlio, sono tua figlia, ovviamente non specifica il nome. E dice guarda che ho perso il telefono, ho dovuto cambiare numero, quindi cancella il numero vecchio perché non serve più e scriviti questo numero nuovo. E dopo qualche tempo mandami immediatamente a questo conto, a questa cosa, X perché mi serve, perché mi è successo questo e quello e sono nei guai. Sono già diverse le segnalazioni arrivate non solo alla referente ma anche alla parrocchia per un fenomeno che da tempo il quartiere combatte con l'informazione. Questi volantini e i cartelli con i consigli per non farsi imbrogliare, con la previsione di ripetere a breve un nuovo ciclo di incontri, perché non bisogna mai pensare che... A me non succede così, invece sì, io stessa c'è stato un giorno che uno che veniva invece per bollette, per così, nonostante io fossi stata prevenuta eccetera, stavo quasi per caderci, mi sono fermata proprio all'ultimo istante, ma il racconto così era talmente ben fatto che veramente stavo per firmare. E allora adesso andiamo, come annunciato, a Cavallino, Treporti, per questa violenta rapina in casa. Buongiorno a Ilaria Marchiori per tutti gli aggiornamenti. Sì, buongiorno a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui di fronte all'abitazione della famiglia Biondo che ieri pomeriggio intorno alle 19:30 ha vissuto dei veri e propri momenti di terrore. Questa porta, lo vedete, era aperta circa così perché è così che la lasciano prima di chiuderla definitivamente per andare a letto, ma in quel momento era aperta e quindi a un certo punto sono entrate queste tre persone, questi tre banditi col
volto coperto, incappucciati, vestiti di scuro, tanto che inizialmente i nonni che abitano al piano terra, perché al piano superiore stanno la mamma e il papà con i figli, quindi con i nipoti, credevano si trattasse di uno scherzo di carnevale, perché erano incappucciati, gli hanno addirittura detto toglietevi le maschere, cosa che invece non è stata. A quel punto la nonna ha gridato, dal piano superiore il figlio con la moglie hanno sentito, sono scesi e in quel momento il figlio di 63 anni è stato colpito, c'è stata una colluttazione, poi è sceso anche il nipote Alberto Biondo e c'è stata appunto una colluttazione anche con lui. A quel punto l'uomo di 63 anni, quindi il padre di Alberto, è stato colpito alla testa col calcio della pistola e infatti gli sono stati dati parecchi punti di sutura e il figlio invece, il figlio Alberto, che tra l'altro ha anche una fisicità importante perché fa bodybuilding da parecchio tempo, è riuscito ad affrontarli, ma poi loro hanno sparato un colpo che l'ha colpito alla gamba e tra l'altro si è anche rotto il femore con la caduta dalle scale, quindi in questo momento è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale All'Angelo di Mestre. Tanta la paura, i ladri sono fuggiti senza portare via nulla, non hanno nemmeno chiesto di poter trovare qualcosa, non hanno rubato, lo ripeto, nulla, e se ne sono fuggiti a piedi proprio da questa stradina. Sembrerebbe che avessero provato a fermare un'auto minacciandoli con la pistola, ma la persona a bordo di quest'auto, che prima ha rallentato, poi ha capito cosa stava succedendo, ha avuto il sangue freddo di accelerare e fuggire, poi rivolgersi ai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda e che ovviamente, come potete ben capire, anche vista la delicatezza della situazione, hanno le bocche cucite. Ma sentiamo proprio la testimonianza, il racconto di quanto è accaduto, dei primi momenti, di quello che è stato vissuto dal nonno, il signor Pietro. Ci può raccontare cosa è accaduto? Lei dov'era? Cosa stava facendo? Mi entrare in casa da me basso, dopo andai da sola non ho visto più. Entrai dentro, dopo ho trovato mio figlio che è mio nipote che ha combattuto per chi va via Marco. Come erano? Violenti, aggressivi? Cosa dicevano? Già era violenti, già era sì, perché era persone normali. Cosa dicevano? Questa volta che dicevano che neanche parlare. Io disse passai e andai a parte di là, su pescare, dopo che trovavo mio figlio che già era in alto, e si attaccai del rabaltone e si pescare. Basta, dopo si stai un poco, che avantai, mio figlio già era che cacciava uno così, lo che abbraccia e che andare via, no? Ma già era pericoloso perché lui a sparare addosso e difatti un colpo si andava via, cacciava me ne vedo sulle gambe. Lei ha sentito il colpo di pistola? Sì, sì. E anche a quei altri, perché non uno solo, e ne ha ancora colpi di pistola. E già era 3. Senta, vi hanno immobilizzati? No. Neanche sua moglie non l'hanno? No, niente. Io disse passai e che ha il compito di andare su pescare, dopo non so per cosa. Senta, le sembrava che conoscessero la casa, che andassero a colpo sicuro? Ma non lo so. E che c'è poco da sperare su una casa così. Cosa vi hanno portato via? Siete riusciti? Niente. Cioè se ne sono andati a mani vuote? A mani vuote. Non ha portato via niente. E quando sono entrati, che pensavate fosse uno scherzo? Che reazione c'è stata? Credemmo che fosse un scherzo, ma se fosse stata qui da roba del carnevale, sa che già incappucciai e fortunai di avere chi ne cappia. E già era con adesso il colonnello, maresciallo qua dei carabinieri. E ha detto, Biondo, lei non ha i fucili? Sì, cosa che fa su quei fucili? Meglio non usare. Succedeva un masseo di tutto.
Ecco, avete sentito, sì, ho i fucili, però non li ho voluti prendere, non li ho voluti utilizzare appositamente, proprio perché sarebbe successo un macello. Nonostante la paura, nonostante quel momento particolarmente concitato, sono riusciti a mantenere sangue freddo e soprattutto la lucidità. Quello che si percepisce oggi qui da questa famiglia, parlando con loro, è anche un estremo coraggio, un coraggio che ci ha raccontato anche il fratello dello stesso Alberto, che adesso appunto è ricoverato in ospedale. Non pensavano nemmeno che sarebbero riusciti ad avere, vista la situazione, invece l'hanno trovato per difendersi e per difendere la propria famiglia e la propria casa. Sconcerto anche da parte del sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto. Sentiamo proprio le sue prime dichiarazioni. Un fatto davvero molto grave. Mi sono recata presso la famiglia per accertarmi personalmente delle condizioni di salute, prima di tutto, e anche emotive. La famiglia sta reagendo bene e i sanitari sono intervenuti subito e confido che ci sia un esito complessivamente positivo. Gli inquirenti sono intervenuti, hanno fatto le indagini che stanno continuando e anche da questo punto di vista confido che quelle persone, quei malviventi che hanno fatto questo atto efferato vengano presi. Si tratta di persone estranee al nostro territorio e le dinamiche saranno chiaramente da verificare. Il Comune ha messo a disposizione già da 3 anni le telecamere e quindi i carabinieri possono contare su tante ottiche di presidio per la sicurezza di Cavallino Treporti. E infatti sono proprio al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, oltre che le testimonianze. I familiari ci hanno parlato di 3 persone alte circa 1,80 m e con una stazza importante, quindi abbastanza robuste, e che poi, ricordiamolo che non è un dettaglio da poco, sono fuggite a piedi. Tra le ipotesi anche quella che potrebbero essere saliti su un normalissimo autobus di linea proprio per confondersi tra gli altri passeggeri, visto che non era nemmeno tardissimo. Se ne saranno andati dopo circa un'ora, quindi intorno alle 19:30, 19:40. Al momento questi sono tutti i dettagli qui da Cavallino Treporti. Se non ci sono domande io restituisco la linea. Grazie davvero a Ilaria Marchiori per questo dettagliato resoconto di quanto accaduto a Cavallino Treporti. Poi naturalmente nel corso di questa diretta e dei nostri telegiornali serali vi daremo ulteriori aggiornamenti e ulteriori testimonianze. Adesso cambiamo argomento e andiamo a Casale di Scodosia, perché dopo i Velox ora tocca ai dossi rallentatori finire nel mirino dei vandali. Qualcuno nella notte ne ha smontati addirittura 3. Ci racconta tutto Federico Fusetti insieme a Federico Cibotto, e con loro anche 2 ospiti. Buongiorno. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo a Casale di Scodosia, Bassa Padovana. Questa è una via Ferraresi, in cui il comune aveva installato dei dossi rallentatori, ovviamente per evitare che le macchine corressero, le automobili ma anche i mezzi pesanti corressero troppo, e quindi insomma ci fossero pericoli per la popolazione. Parecchi incidenti tra l'altro proprio in questa zona, ma qualche vandalo in realtà ha pensato bene di smontare questi dossi nel corso della notte, tra l'altro mettendo a rischio anche la sua stessa vita, possiamo dire, perché l'ha fatto con la nebbia. Qui vi assicuro, insomma, è una zona dove stare sul ciglio della strada è pericoloso, come penso ci confermi il sindaco Marcello Marchioro, che insomma è rimasto sorpreso da quello che è successo. Sì, intanto buongiorno ai telespettatori. È una cosa veramente abbastanza inquietante, diciamo, a fare queste azioni magari contro delle scelte dell'amministrazione, però quello che io sono molto e ci tengo a ribadire, che se dovete fare delle dimostranze contro l'amministrazione eccetera, non mettete a repentaglio la vostra vita, perché era veramente venerdì notte, c'era una nebbia che non si vedeva forse i 5 metri lineari. Dunque questi ragazzi, evidentemente non del posto, perché questa via è molto trafficata, e da quando abbiamo messo su questi dossi la cittadinanza qui dove abitano erano contenti, appunto perché hanno visto una riduzione notevole delle velocità. Ma ribadisco, se
questi ragazzi, questi giovani che vogliono fare un po' di dimostranza contro qualche... mi viene in mente anche Veloxman, no? Flexman che tagliano gli autovelox. Sono magari anche fuori strada, dunque sono anche meno pericolosi da affrontare questa cosa. Ci tengo molto a dire che piuttosto di fare delle azioni contro una cosa che non vi piace, ma perlomeno non rischiate la propria vita. Antonio Vecchionei, l'assessore alla sicurezza, tra l'altro diciamo un gesto che conta poco perché tra poco li rimetterete, quindi insomma non è che ci sia, l'intenzione dell'amministrazione è rimontarli il più presto possibile. Buongiorno a tutti, sì, come aveva appena detto lei, noi la nostra amministrazione rimonterà subito perché noi qui abbiamo avuto una richiesta dei cittadini di questa zona per la loro sicurezza, perché diciamo che quando ci venivano a raccontare che non riuscivano a uscire di casa in quanto avevano bambini, avevano difficoltà a uscire sia con le macchine, qualcuno anche ha avuto degli incidenti, ha distrutto le macchine. Per noi come amministrazione abbiamo eseguito, come dire, fatto una volontà del cittadino per aiutarli a vivere meglio. Questa strada era molto trafficata e molto, diciamo, correvano tutti, e questo si può constatare anche adesso in questo momento, grazie a questi ragazzi, chi siano ragazzi o cosa siano, non so chi può essere, stanno di nuovo prendendo la velocità, però penso che sarà sulla loro coscienza se succede qualcosa in questo momento che non ci sono i dossi, perché è molto rischioso. Io come sicurezza, Casale, stiamo puntando tanto sulla sicurezza e penso che i cittadini sono contenti di questo. Se queste persone non sono contenti possono venire anche in comune a dircelo personalmente, certo, invece di mettere di riprendere la loro vita, perché non so come avranno fatto in quel momento. Io mi sentirei, come dire, in pericolo già adesso che sto qua parlando con lei su questa strada che corro. Come hanno fatto questi a togliere questi dossi senza pensare alla loro vita? Certo. Due sono le cose, però, che pensano alla vita degli altri, non solo alla loro, perché è più assicurante che la strada ci sia meno incidenti, certo, che poi qualcuno domani dice per colpa di qualcuno c'è qualcuno che è morto. Questa è la cosa più pericolosa e più che devono pensarci. Certo. Sindaco, in chiusura, insomma, li rimetterete quando e un messaggio? Abbiamo già individuato la ditta che li aveva installati un paio d'anni fa e verranno al prima possibile a rimetterli, anche perché sono stati tolti anche, diciamo, senza far danni, dunque verranno ripristinati gli stessi con le nuove viti, State anche cercando di identificare chi è stato, ovviamente? Beh, l'ufficio tecnico in mattinata andrà a fare la denuncia contro ignoti, naturalmente, ma perché anche questo è giusto fare, perché non denunciare è sempre sbagliato. Dunque andremo a denunciare contro così danni al patrimonio del comune, e lo farà l'ufficio tecnico. Però per individuare chi sia stato è molto difficile, perché qua non siamo coperti da telecamere, siamo in periferia del nostro paese, una strada molto lunga, però siamo in periferia, dunque non abbiamo le telecamere, neanche l'illuminazione, è per questo che hanno anche rischiato molto le loro incolumità, perché non c'è l'illuminazione adeguata. Grazie mille al sindaco e all'assessore. Francesca, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Federico Fusetti e grazie ai suoi ospiti. Adesso ci spostiamo a Cortina, perché proprio in queste ore è andata in scena una manifestazione, un presidio contro il cemento olimpico, contro la realizzazione della pista da bob. Buongiorno a Fabio Fioravanzi. Buongiorno, noi siamo a Cortina e devo dire che il primo elemento che è saltato agli occhi è che quest'oggi era annunciata l'apertura dei cantieri. Di cantieri non c'è nessuna traccia, non c'era assolutamente nessuno di quelli destinati a costruire la nuova pista Eugenio Monti. C'è la pista Eugenio Monti totalmente smaltellata, ormai è soltanto un percorso in terra battuta. C'erano i manifestanti e il fatto oggettivo è che mancavano gli abitanti di Cortina. C'erano presenze dal Trentino come dall'Emilia Romagna, piuttosto che veneziani o una consigliera regionale vicentina, ma gli abitanti del Lampezzano si potevano contare, non dico sulle dita di una mano, ma su quelle di due. E quindi
guardando alle presenze verrebbe da dire che la città vuole la pista, anche se poi molti dicono non vogliamo esporci, però se c'è un momento in cui una protesta è organizzata, chi è d'accordo con la contrarietà alla pista dovrebbe quantomeno metterci la faccia, e invece a metterci la faccia sono stati pochi i rappresentanti di Cortina Bene Comune. Tra l'altro non c'è la consigliera comunale perché purtroppo ha avuto un infortunio, quindi insomma 100-150 persone che poi hanno percorso quella che era la vecchia pista, visitando i luoghi con una persona che spiegava il percorso che dovrebbe fare la nuova pista, le strade, insomma, per capire quella che è la situazione. Spero che stiate riuscendo a far vedere le immagini che io e Stefano Bozzi vi abbiamo mandato per appunto vedere quello che attualmente c'è, dove c'è la pista Eugenio Monti, della quale è rimasta soltanto la curva in cemento armato presso l'arrivo. Per il resto, come dice appunto, terra battuta, e se mai non dovessero fare in tempo a fare la pista, mi domando di tutto quello spazio cosa farebbe, cosa ce ne si potrebbe fare. Si è parlato molto dei larici che si dovrebbero abbattere, si parla di 400 larici. Se i numeri dati sono corretti, l'azienda che ha preso l'appalto ha quantificato in 2200 metri cubi di legname da portare via. Si parla di larici di 100-120 anni per i quali si sono affissi dei manifestini dicendo: su questi manifestini io sono un larice bello e sano, non buttarmi giù per costruire una pista da bob, che rimane sempre contestata anche per le cifre. Si parla di 120 milioni e si è fatto presente come in provincia di Belluno ci siano molte altre cose per le quali quei soldi potevano essere spese meglio. La persona che ha accompagnato i manifestanti lungo il percorso della Eugenio Monti è una persona che ai suoi tempi faceva da telefonista alle gare di bob, nel senso che lui aveva una postazione. A quel tempo non c'erano le telecamere lungo tutto il percorso, non c'erano i telefonini mobili come quelli che stiamo usando adesso, c'erano dei telefoni ovviamente a filo dove le persone si mettevano per dare allo speaker, comunicare allo speaker i passaggi dei bob, degli slittini durante le gare, durante le prove. E io spero che tu possa mandare in onda questa intervista, perché è una persona appunto che ha vissuto l'Eugenio Monti del 56 e che quindi ha dei ricordi, delle perplessità attualizzate a 70 anni dopo. Che ha raccolto Fabio con Sisto Menardi. Siamo con Sisto Menardi, che la pista Eugenio Monti l'ha vissuta in pista da telefonista. Sì, proprio così. Infatti durante le manifestazioni, durante le competizioni era necessario informare gli speaker, perché tutta la pista era costellata di altoparlanti che annunciavano il bob che stava arrivando, ma bisognava dargli di prima mano l'informazione dov'era. E allora c'erano tutti questi gabbiotti chiusi nel legno con una vetrata e un telefono, e stavamo dentro quelle 2 o 3 ore a dire il bob passa di qua, passa di là, passa di su, in modo che laggiù in fondo sapessero dov'era e che stava andando regolarmente. La pista che fu non c'è più, perché l'hanno smaltellata. Verissimo, sì. A questo punto non c'è alternativa a non farne un'altra, perché veramente siamo nel deserto dei tartari. Ma questa è una domanda difficile, perché se il Comitato Olimpico Internazionale dice che ce ne sono una quindicina in tutto il mondo di piste che sono più che sufficienti per tutte le gare, per tutti gli allenamenti, per tutte le coppe del mondo, eccetera, allora comincia a sorgere il dubbio se ha un senso fare una pista di nuovo bob ulteriore. Soprattutto a Cortina d'Ampezzo, dove ci sono grossi problemi di alloggiare gli atleti sempre, sia in stagione che in fuori stagione, dove gli alberghi sono chiusi, su un pendio come il nostro a solo i 1200 metri, dove fa troppo caldo, dove la temperatura è conveniente per fare il bob. A San Moritz sono a 1800 e hanno la pista tutta girata a nord,
e allora lì tiene addirittura in naturale fino adesso. Qui da noi invece, lo vedete, siamo a metà febbraio e neve non ce n'è quasi più. Lei che è di qua, che la pista l'ha vissuta, sì. Che cosa farebbe? Io la lascerei così, mi farei qualche discesa con lo slittino nella pista esistente, nel tracciato che c'è già, e sarei contentissimo. Sarebbe un'infrastruttura turistica anche proprio per i turisti che vengono. Slittino pubblico per chi vuole, prende una slitta e scende giù. La pendenza non è eccessiva e si viene su a piedi e si torna giù con la slitta, e sarebbe... quello farei io. Non le sembra uno spreco? Che cosa? Lasciarli così? Sì, solo uno slittino. Ma lo spreco più grande sono 100 passamilioni, come abbiamo sentito oggi, per fare una pista che poi non si sa se sarà utilizzabile per le Olimpiadi, e secondo le indiscrezioni sarà inutilizzabile anche dopo. Grazie mille. Prego. E queste dunque le voci di chi sta protestando contro quello che viene definito il cemento olimpico. Noi tra pochissimo ne parleremo di questo ma di molto altro con la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Bertone. Per adesso ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, a tra pochissimo. Rieccoci in diretta, avevo annunciato prima della pausa pubblicitaria e ringrazio per essere nuovamente con noi la Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Bertone. Buongiorno Presidente, ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Allora Presidente, noi abbiamo appena fatto vedere le immagini e anche le voci di chi sta manifestando proprio in queste ore a Cortina contro la realizzazione della pista da bob, in generale di quello che definiscono il cemento olimpico, proprio nei giorni, nelle ore in cui dovrebbero essere avviati i lavori, i cantieri proprio per la realizzazione della pista. Lamentano i costi, lamentano i danni all'ambiente. Qual è la vostra posizione di fronte a questi presidi, a queste manifestazioni che probabilmente da qui al 2026 accompagneranno più volte la vostra provincia? Guardi, io le manifestazioni, le proteste le trovo assolutamente legittime, anche se devo dire molto faziose, perché alcune delle cose che vengono dette, che sono state dette e che verranno dette nei prossimi 2 anni sono ideologie oramai superate. Come industriali, come Confindustria Belluno Dolomiti, come Confindustria Veneto, ma anche nell'interesse del Paese, queste Olimpiadi, se fatte anche a Cortina, devono essere fatte bene. Soprattutto come sono state assegnate, perché non è che ci siamo inventati qualcosa di nuovo. Quando sono state assegnate le Olimpiadi, sono state assegnate con la pista da bob. E voglio anche dire a chi dice ce ne sono 15 nel mondo assolutamente agevoli e quant'altro, penso che, anzi mi auguro che chi abbia assegnato le Olimpiadi a quei tempi lo sapessero, quindi evidentemente hanno ritenuto che la pista da bob a Cortina fosse un valore aggiunto e venisse data. Detto questo, mi sembra che qui si pensa tanto agli alberi, che saranno comunque tutti ripiantati, perché per ogni albero ce ne saranno almeno altri 10 piantati, quindi non ci sarà un danno al patrimonio verde stupendo, bellissimo, di cui siamo tutti innamorati. Anzi, ne verranno messi di nuovi e più giovani, che forse proprio con le nostre intemperie, abbiamo visto con il Vaia, forse sono anche in qualche modo un dovere oggi farlo, perché abbiamo visto il disastro che c'è stato per il Vaia sui nostri territori. Cosa devo dire? Faccio anche un po' di fatica, perché noi come Confindustria abbiamo veramente lottato e le abbiamo volute queste Olimpiadi andando oltre, pensando ai giovani, pensando al territorio. Io non sono convinta che si fa una pista da bob per poi lasciarla lì trascurata, come fosse stato fatto in passato, e di questo prendo atto, ma devo dire forse sono gli amministratori che hanno sbagliato. Noi vogliamo una pista da bob che sia un'attrattiva anche per i nostri giovani nei prossimi anni, quindi sinceramente io la vedo in modo completamente diverso. Dopodiché dico, il nostro territorio ha bisogno di tante opere aggiunte e la pista da bob fa parte di un processo tra tanti altri che per il nostro territorio sono assolutamente necessari.
Presidente, devo interrompere, le chiedo già scusa qualche istante, ma c'è la cronaca che ci chiede, poi torneremo da lei per parlare dell'importanza che hanno le Olimpiadi, lei l'ha già accennato, e della stessa pista da bob. Vado subito a Vicenza da Carlo Alberto Inghilleri per il processo per la morte del grande campione di ciclismo Rebellin. Buongiorno Carlo. Sì, buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui davanti al Tribunale di Vicenza, dove oggi si è aperto il processo, la prima udienza al camionista tedesco che travolse e uccise Davide Rebellin il 30 novembre del 2022. Ebbene, la prima udienza è stata abbastanza breve, tecnica, è durata circa una mezz'ora, poco più di mezz'ora, e nell'occasione i legali di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco, sono tornati a presentare istanza con richiesta di patteggiamento a 3 anni e 11 mesi per il loro assistito. Ma sentiamo proprio dalla loro viva voce, dalla voce di Enrico Ambrosetti e di Andrea Nardin, le richieste della difesa di Wolfgang Rieke. Abbiamo chiesto un patteggiamento a 3 anni e 11 mesi con la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare. Allo stesso tempo abbiamo richiesto anche nel frattempo che i giudici decideranno una revoca, o meglio una sostituzione della misura cautelare attualmente in atto, che è quella della detenzione in carcere, con gli arresti domiciliari. Abbiamo rinnovato l'istanza di patteggiamento. Riteniamo che la pena di 3 anni e 11 mesi di detenzione domiciliare sia una pena proporzionata, anzi afflittiva per il fatto. Una vita umana non è mai proporzionata a nulla, perché è evidente. Certo è che si tratta di una grave disattenzione, ma una disattenzione, la persona era alla guida, guidava 25 km all'ora, non ha visto l'impatto con il ciclista che stava passando. Credo che il signor Rieke, che si è costituito, è venuto, perché bisogna ricordare che quando ha saputo del male è stato sottoposto a un procedimento penale e si è presentato al Brennero. È in carcere da 7 mesi, Abbiamo risarcito tempestivamente, anche qui 840.000 euro, 20.000 euro, quanti sono, non compensano una vita umana, questo siamo d'accordo, però ci siamo dati a fare anche con l'aiuto della famiglia, in modo che la famiglia possa avere un ristoro di fronte a questa tragedia. Di più non possiamo fare, credo che ci siano tutti i presupposti per valutare in maniera equilibrata questa vicenda. Una pena di 3 anni e 11 mesi è una pena assolutamente proporzionata. Queste le parole dei legali del camionista tedesco che hanno rinnovato l'istanza di patteggiamento. Quando ha preso la parola il pubblico ministero si è detto d'accordo, insomma l'accusa accetta, trova congrua questa proposta della difesa del camionista Wolfgang Rieke. Tra l'altro, dopo che in sede di udienza preliminare l'accordo sulla pena era stata respinta. Dopo la prima udienza, a margine della prima udienza, abbiamo sentito anche l'avvocato che rappresenta la famiglia di Davide Rebellin. Allora sentiamo le parole di Davide Picco. La difesa ha ribadito la richiesta di patteggiamento già formulata davanti al giudice delle indagini preliminari, quindi ribadendo una richiesta di applicazione pena di 3 anni e 11 mesi. Oggi è stata ribadita questa richiesta davanti al giudice del patteggiamento, una richiesta proceduralmente legittima. L'imputato ha rilasciato delle spontanee dichiarazioni e il giudice, il collegio, si è riservato per la decisione sull'attenuazione della misura cautelare e per la decisione se accogliere o meno questa istanza di patteggiamento. Noi ovviamente come difensori delle persone offese non possiamo che rimanere in attesa, prendere atto e vedremo quello che succederà alla prossima udienza dell'11 marzo, dove appunto verrà deciso se è stata accettata o meno questa richiesta di patteggiamento. Avete sentito, l'imputato ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, ha detto che è molto dispiaciuto per quanto accaduto e che insomma chiede ancora una volta scusa alla famiglia di Davide Rebellin. La prossima udienza è stata calendarizzata per lunedì 11 marzo alle 9:15 del mattino. Lì il giudice deciderà se accordare quanto chiesto
richiesto dalla difesa del camionista tedesco Wolfgang Rieke, quindi un patteggiamento a 3 anni e 11 mesi. Per il momento direi che da qui è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Carlo Inghilleri per questo importante aggiornamento e adesso torniamo, mi scuso per l'attesa, con la Presidente Berton. Abbiamo parlato, ha accennato, Presidente, di cosa significa la pista da bob, ma complessivamente le Olimpiadi per il vostro territorio. Ma allora, è quello che noi chiamiamo una legacy olimpica. Abbiamo visto anche tutti gli investimenti che si stanno facendo a Cortina, alberghi, ristoranti, infrastrutture. Quindi questa è una legacy per il futuro, non è una legacy per i 10 giorni delle Olimpiadi. È importante, è fondamentale, è il futuro. Noi dobbiamo pensare ai nostri giovani. A me piace sentir parlare di una volta rispondevo al telefono e così, ma 50 anni fa si facevano le cose in un certo modo, oggi per fortuna nostra le cose sono cambiate e sono cambiate in meglio. Ai giovani dobbiamo far vedere che ci crediamo, come Confindustria Belluno ci stiamo muovendo a 360 gradi sulle Olimpiadi, su tutti gli eventi che ci saranno prima o dopo le Olimpiadi. È un'Olimpiadi fatta così, ridotta al lumino, è un'Olimpiadi che umilia Cortina e la nostra provincia. Noi non possiamo presentarci di fronte al mondo come gli ultimi arrivati. Abbiamo la struttura, abbiamo la capacità, abbiamo la forza, abbiamo la volontà. Abbiamo una occasione, una delle poche occasioni che ci vengono date. Lavoriamo tutti insieme e crediamoci, nel rispetto della natura, nel rispetto, si figuri, io sono cadolina, mia mamma è proprio del Comelico, se non conosco le nostre montagne e so quanto sono fragili, ma lavoriamo per tutelare questa fragilità. Oggi le infrastrutture si fanno con tecniche completamente diverse, non 4.0, 5.0. C'è un'azienda che garantisce il lavoro, che lo garantisce ben fatto, che lo garantisce nei tempi. Basta polemiche, andiamo avanti e pensiamo al futuro e ai nostri giovani. A proposito di polemiche, noi nei nostri telegiornali in questi giorni abbiamo parlato delle polemiche inerenti agli eventi pre-Olimpiadi, cioè a quegli eventi promozionali che qualcuno lamenta riguardare in questo momento solo la realtà di Cortina, come se fosse un affare solo di Cortina e non del resto del territorio bellunese, che soffre appunto al momento la mancanza di eventi, di iniziative per promuovere l'appuntamento olimpico. Guardi, anche qui questa è una polemica inutile perché non è assolutamente vero. Noi come Confindustria e con il sindaco di Belluno e con il presidente della provincia stiamo lavorando invece su temi importantissimi che saranno assolutamente fatti al di fuori della cittadina di Cortina, ma vedranno tutto il Cadore interessato e soprattutto anche la città di Belluno, che noi vogliamo coinvolgere direttamente. Abbiamo un progetto che lanceremo, non ne parlo adesso, ma avremo occasione, Francesca, di parlarne tra 15 giorni. Un progetto importantissimo per il territorio. È già stata coinvolta la regione, la provincia, la città di Belluno e verrà fatto fuori Cortina. Per cui non è assolutamente vero. A me piacerebbe anche sapere. Probabilmente quelli che parlano sono quelli che non progettano. Quelli che progettano aspettano di avere le cose concrete in mano per poi comunicarle e condividere. Ci saranno tanti progetti su tutta la provincia, questo lo garantisco. Dobbiamo aspettare 15 giorni, Presidente, non ci può dare un assaggio? Stiamo preparando un evento molto importante che durerà almeno 4 giorni, che è innovativo, lo abbiamo presentato in Confindustria Veneto, lo abbiamo presentato in Regione, lo abbiamo presentato alla DMO, siamo tutti d'accordo, tutti entusiasti, è un progetto importantissimo, ma per scaramanzia aspetto ancora qualche giorno. E noi rispettiamo la scaramanzia. Un'ultima domanda inerente alle Olimpiadi, poi parleremo d'altro. C'è stato un cambio al vertice nella società Infrastrutture Milano Cortina Simico, il commissario non è più Luigi Valerio Sant'Andrea, ma Fabio Massimo Saldini, che assume l'incarico proprio oggi. Sì. Assolutamente. Allora, intanto a me vanno da parte mia di Confindustria i ringraziamenti a Luigi Sant'Andrea, che è stato in questi anni una persona presente, coerente,
e anche capace di dialogare con il territorio. Ovviamente mi aspetto e spero di conoscere presto il nuovo commissario, sicuramente è una scelta evidentemente opportuna, perché se è stata fatta ritengo che sia così. Buon lavoro e noi ci siamo. Presidente, lei ha parlato di giovani, purtroppo sono sempre meno i giovani che ci sono in Italia, in Veneto, parliamo di un inverno, di un autunno demografico, insomma i dati sono preoccupanti e per affrontare questo bisogna investire sulla casa, sulla formazione, sull'università e voi come Confindustria lavorate proprio su questo fronte. Noi sono già diversi anni che ci siamo attivati, infatti siamo riusciti a portare a Belluno la LUISS Business School, arriverà a breve un corso informatico universitario importantissimo con l'Università di Verona, per cui un corso completo sempre a Belluno. Abbiamo tantissimi progetti portati già avanti. Abbiamo realizzato un Living Lab che è un progetto importantissimo, interessantissimo, l'abbiamo inaugurato 2 giorni fa. È un progetto per i giovani, con i giovani, ma non solo per i giovani, perché oggi guardate che bisogna un po' tutti rimettersi in discussione. Per cui progetti aperti a tutti, aperto al territorio. È un progetto importantissimo, è partito. Devo dire che l'altro giorno è stato fantastico vedere questa sala riunioni non piena, strapiena, colma, il che vuol dire che c'è una percezione che oggi non siamo più 4.0 ma dobbiamo andare a 5.0 e noi ci siamo, la provincia di Belluno c'è. Provincia di Belluno che deve attirare, non deve fermare i ragazzi ma deve attirarli. Senza lavoratori non si va da nessuna parte e aggiungo un altro elemento. Noi oggi abbiamo presentato un sondaggio, Presidente, dove chiediamo ai nostri telespettatori se di fronte, eccolo qui, a questo autunno demografico servono più immigrati per sopperire a questa carenza di giovani, di bambini. Guardi, la Confindustria non ha mai avuto paura di portare nelle proprie aziende gli immigrati. Quello che noi chiediamo invece è che ci sia, come dire, una preparazione, per cui bisogna fare formazione. Io mi sono appena attivata con il prefetto di Belluno proprio per poter formare queste persone che vengono sul nostro territorio e devono essere accolti come lavoratori, come cittadini. Dopodiché, sappiamo tutti, le regole devono essere rispettate, non solo dagli italiani, ma in particolar modo, dico, soprattutto dagli stranieri, perché è chiaro che è molto facile colpirli appena c'è qualcosa che non va, non funziona, un comportamento magari non corretto. Però ricordiamoci che soprattutto noi bellunesi, non bellunesi, noi veneti siamo stati immigrati. Io stessa sono figlia di una famiglia di immigrati, la mia famiglia, tutta la mia famiglia, intere generazioni della mia famiglia, molti della mia famiglia si trovano ancora all'estero, in Australia e in Nuova Zelanda e le devo dire, non sono mai stati bistrattati, sono state proposte delle regole, le regole sono state seguite. Ecco, noi dobbiamo fare formazione anche su questo. L'integrazione che deve passare attraverso anche un piano residenziale. Queste persone che hanno un lavoro hanno bisogno di una casa, di un alloggio dignitoso. Spesso abbiamo raccontato di situazioni di degrado nei quali i lavoratori immigrati che lavorano qui si trovano a vivere. Questo assolutamente, le dico, questo è un problema che ci preoccupa non solo per gli immigrati ma anche per i nostri giovani, perché molto spesso gli alloggi che ci sono molto cari, per cui ci deve essere un patto sociale. Cioè dobbiamo tutti capire che se noi non riusciamo ad integrare non solo gli extracomunitari, ma se non riusciamo a portare i nostri giovani a vivere anche cioè un appartamento, deve essere un appartamento, deve avere una dignità, tutti lo vogliamo, per cui perché pensare diversamente? Io vorrei trovare la soluzione per far riaprire quelle centinaia, anzi guardi le dico di più, quelle migliaia di case chiuse che si vedono solamente passando dal basso e arrivando al Cadore Alto. Ci sono veramente, ogni 2 case ce n'è
Ecco, io mi chiedo il perché e il perché non si fa una politica corretta nel convincere che le case chiuse sotto debito, la casa aperta non lo è. Ecco, veramente ci dovrebbero essere delle norme, dei decreti anche su queste benedette case, perché veramente è anche avvilente vederle così, diventano sempre più vecchie e sempre più brutte. Assolutamente d'accordo. Presidente, qual è lo stato di salute oggi dell'economia bellunese? Fortunatamente è sano. Noi viviamo un momento, ma insomma diciamo che noi abbiamo superato grandissimi momenti di difficoltà che iniziano, guardi, le dico con il famoso 11 di settembre, dove le aziende del distretto dell'occhialeria soprattutto si sono ritrovati con una medica in grande difficoltà perché non era mai stata colpita sul proprio territorio. E da quel momento in poi, guardi, le nostre aziende sono sempre state sulle montagne, giù, cambio, anche il momento del cambio, lira-euro non è stato semplice per le nostre aziende perché noi esportiamo il 90%, per cui immaginatevi fare un triplo cambio di un prodotto cosa ha comportato per noi. Però la voglia di lavorare, la resilienza dei nostri lavoratori, la resilienza dei nostri imprenditori, perché guardate che le aziende che sono sul territorio ci sono perché sono state veramente protette, diciamo, dagli imprenditori stessi anche nei momenti più difficili. È un territorio, oltre all'occhialeria c'è la metalmeccanica, c'è il comparto del freddo, è un territorio incredibilmente capace di superare momenti difficili e le devo dire che in questo momento dove abbiamo visto che in giro per l'Europa si parla di recessione, l'Italia e in particolare il nord-est siamo ancora competitivi e forti. Saranno delle difficoltà nel 2024, è probabile, ma io veramente le ritengo superabili. Presidente, c'è sempre un nodo quando noi ci incontriamo che torna alla ribalta ed è quello delle infrastrutture. Per quanta buona volontà, per quanto impegno ci sia, gli imprenditori hanno bisogno poi di un contorno e le infrastrutture fanno parte di questo contorno. Certo, guardi che la mia cocciutaggine sulle Olimpiadi nasce non solo dalle Olimpiadi, nasce dalla necessità di queste infrastrutture che le Olimpiadi hanno portato, perché dobbiamo riconoscerlo, è stato quello lo strumento per portare qui quel denaro, quei soldi. Ecco, le infrastrutture che ci sono state dedicate per le Olimpiadi sono solamente l'inizio, Sai, per esempio l'altro giorno mi hanno proprio detto: Presidente, la Feltrina cosa facciamo? Noi abbiamo veramente delle strade che obiettivamente non sono strade degne di un Veneto e di un nord-est che è così avanti con le imprese e che comunque ha un PIL veramente importante rispetto anche al resto del paese. Per cui noi dobbiamo crederci e combattere per queste infrastrutture, perché tornando ai giovani, se non ci sono infrastrutture, come possiamo pensare che i giovani si fermino qui? Ma è abbastanza semplice, è matematico. Dobbiamo lavorare tutti insieme. La mia grande preoccupazione sulla provincia di Belluno purtroppo è quello di avere la consapevolezza che siamo indietro non perché non siamo capaci, perché non facciamo massa critica poi per quello che è il valore nelle urne. Ecco, dobbiamo superare anche questo ostacolo che la montagna non è un valore per i bellunesi, è un valore per il nord-est ma per tutto il paese, perché noi creiamo ossigeno e l'ossigeno serve a tutti, non solo a noi. Assolutamente sì. Ultimissima domanda riguarda Mido, la più importante fiera del settore, perché lo ricordiamo, lei è da pochi mesi presidente di ANFA, un settore chiave, lo sappiamo, per la provincia di Belluno. Che bilancio vi portate a casa da questo appuntamento? Guardi, è stato un Mido, io sono contentissima perché si figuri da pochi mesi presidente di ANFA, un Mido strepitoso. Visitatori da 160 paesi, cosa che non accadeva da parecchi anni, 7 padiglioni, 1200 espositori,
40 lingue parlate regolarmente nei corridoi di questa, che non è più una fiera, è qualcosa di molto più importante. L'ha visitata insieme a me il sindaco di Milano, il sindaco Sala, e mi ha detto veramente qui si passeggia nel lusso, è qualcosa di più di una fiera. Ecco, è qualcosa di più di una fiera, perché noi comunque come occhialeria esportiamo, vendiamo, produciamo i brand più importanti del mondo del lusso, veramente i più importanti, i top brand, e non solo, e dietro questo know-how ci sono tutte queste piccole e medie imprese che presentano prodotti veramente altrettanto importanti con altrettanta credibilità. È ritornata veramente la voglia del made in Italy e del prodotto ben fatto, e anche di andare a visitare queste fiere in un paese stupendo come il nostro. Ho incontrato persone che erano anni che non vedevano e mi hanno detto finalmente ho potuto tornare in Italia, finalmente in Italia. Per cui noi veicoliamo non solo il nostro prodotto, ma veicoliamo quello che è il Made in Italy a 360 gradi. Presidente, con questo bilancio che fa ben sperare per il futuro, io la ringrazio come sempre per le sue analisi così puntuali, e naturalmente torneremo ad aggiornarci per tutte le novità da qui ai prossimi mesi e alle prossime settimane. Grazie davvero a Laurent Berton, Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. A presto Presidente, buon lavoro. Buon lavoro a lei, grazie a tutti. Grazie davvero Presidente, tanti temi importanti che abbiamo toccato, naturalmente uno su tutti, le Olimpiadi, l'importanza che questo evento ha per Belluno, ma non solo. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, non sono più sola in studio, ringrazio il dottor Maurizio Giacomazzi, segretario di Farmacie Unite e delegato ai rapporti con AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Grazie a voi per averci invitato, diciamo, come rappresentante di Farmacie Unite. Allora, dottore, io con lei vorrei un po' analizzare la situazione della fornitura di farmaci, perché da qualche parte ogni tanto emerge che c'è la carenza di qualche medicinale nelle farmacie, anche nelle farmacie ospedaliere. Noi ricordiamo durante il Covid di averne parlato, ne abbiamo parlato poi anche in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, proprio perché le tensioni internazionali in qualche modo limitavano non tanto il farmaco in sé quanto quelli che sono i principi attivi che vanno poi a comporre i nostri medicinali. Qual è oggi la situazione, dottore? Allora, devo dire che la situazione oggi rispetto alla pandemia che avevamo sta migliorando abbastanza. Il problema sono la differenza tra carenza e indisponibilità del farmaco. Noi sappiamo che la carenza del farmaco è dovuta, come giustamente lei ha detto, alla carenza della materia prima e la situazione dei paesi che producono, e per quanto riguarda la guerra che in questo momento si è estesa abbastanza, per cui abbiamo questo problema di carenza di farmaci. L'indisponibilità invece qual è? Il problema dell'indisponibilità del farmaco è proprio perché abbiamo dei costi di farmaci molto bassi. Perché avendo costo di farmaci molto bassi, automaticamente questi vanno all'estero. E noi ci troviamo, come nel periodo della pandemia, che avevamo bisogno della mossicillina e anche dello streptococco, per cui abbiamo avuto problemi di approvvigionamento, ma un farmaco che costa 1,89 €, voi dovete spiegarmi cosa vuol dire, per cui 1,89 €, confezione, vetro, e packaging, tutto quello che ci va dietro è un costo molto basso, per cui abbiamo rischiato di non trovarlo. Siamo stati un periodo molto lungo che non trovavamo il farmaco. Perché andava all'estero e non arrivava? Perché noi esportavamo. E non ce li tenevamo per noi? Bravissima. Cosa succedeva? Che abbiamo sempre un parallel trader in cui vanno fuori questi farmaci, che è sbagliatissimo. Prima riforniamo l'Italia e dopo purtroppo succede anche questo. Ma questo succede perché? Cioè da casa qualcuno ci sta guardando e dice cavoli, noi produciamo questi farmaci, costano anche poco e invece di tenerceli nelle nostre farmacie se ne vanno all'estero. Non è che li produciamo, per esempio con la mossicillina venivano anche importati. Certo. Il problema qual è? Che il produttore del farmaco automaticamente ha la tendenza di venderlo
a nazioni che pagano più alto di quella che paghiamo noi in Italia, per cui ecco il problema qual è, non in quanto alla produzione. Dopo abbiamo avuto la fortuna che grazie ai farmacisti preparatori che all'interno delle farmacie siamo riusciti a produrre l'amoxicillina, ci hanno autorizzato e siamo tornati, diciamo, alla nostra vera professione, che è quella di essere preparatori di farmaci. E che non è poco. E che non è poco. In questo momento ci sono dei medicinali che mancano, scarseggiano, qual è la situazione? Allora, in questo momento diciamo che quello che sta scarseggiando non tanto quanto gli antibiotici, che effettivamente è un campo molto importante, abbiamo dei farmaci che possono essere sostituiti tranquillamente, mentre abbiamo dei farmaci particolari tipo il Creon, famoso, in cui farmaco che, come il Vimpat, che sono farmaci per la, diciamo, farmaci inerenti all'epilessia, per cui abbiamo il Creon per le pancreatiti, dove effettivamente sta mancando, è sia carente che indisponibile. Per cui il Creon come farmaco fino al 2025 siamo in allarme. Riusciamo ad importarlo, ossia c'è la possibilità per la farmacia di inviare il paziente al medico, il medico fa una richiesta alla regione, la regione lo acquista di importazione e lo dà. C'è un iter molto lungo, un iter burocratico, cioè, non si indifferente. Può aspettare? Si può aspettare parecchio. E se no, bisogna fare gli ordini diretti alla ditta importatrice, ma che non è detto che lei sia tutti i momenti rifornita. Questo è il problema del determinante. E questi sono farmaci importanti. Questo è importante, come importante l'Humalog, che non riusciamo a trovare neanche quello. E questo come è un farmaco che riguarda invece che serve? Diabete. Per cui abbiamo diabete, pancreatiti, abbiamo epilessia, farmaci per l'epilessia, come il Depachin, determinati tipi di Depachin, per cui siamo abbastanza, diciamo, un po' in problemi. La crisi in Medio Oriente in qualche modo potrebbe aggravare la situazione? Direi dottore? che la crisi in Medio Oriente sta aggravando un po' di situazione. Voi sapete che 3/4 di farmaci, una buona parte di farmaci viene prescritta, diciamo, viene prodotta in India, viene prodotta in Cina, viene prodotta, per cui abbiamo problemi. Adesso bastava anche lo Yemen, per cui abbiamo allungato nei tempi tecnici di importazione probabilmente. Però non mi chieda, so che purtroppo questo è quello che stiamo nella realtà e noi siamo sempre in prima fila a dover spiegare al paziente come siamo messi. Una cosa devo dire ai pazienti: quando il farmacista nella carenza dice guardi che c'è la possibilità di sostituire il farmaco che è uguale, analogo, che si fidi di quello che dice il collega, perché effettivamente c'è la possibilità. Se no, se va in cerca del brand, magari gira, non lo trova, quando effettivamente aveva bisogno e ha il farmaco realmente in farmacia. Questa è una situazione che chiaramente voi monitorate insieme ad AIFA, tra l'altro tra qualche giorno avete proprio un incontro per fare un po' il punto della situazione. Sì, il 22, se non vado errato, sono in commissione in AIFA e facciamo sempre, questo è quello che noi diciamo sempre in AIFA, la carenza e l'indisponibilità di questi farmaci. A livello nazionale si sta dando da fare, ci si dà da fare, però effettivamente succede. Non ci siamo mai trovati in questa situazione pre-pandemia, vuol dire 19, 18, 17, 16. Per cui quindi è la prima volta? È la prima volta dalla pandemia in avanti. E le prospettive? Cioè rischiamo che ci saranno altri farmaci, oltre a quelli che lei ha elencato, che potrebbero in qualche modo avere dei problemi, perlomeno scarseggiare? Ci sono dei farmaci anche uso ospedaliero, diciamo, ma che non entro in merito perché sono farmaci dove effettivamente vengono elaborati e prescritti all'interno degli ospedali. Per quanto riguarda il territorio, vedo che c'è un leggero miglioramento e si spera, dove effettivamente non ci sono patologie particolari, di riuscire a rifornire, che vengano rifornite alle farmacie. Questa scarsità è in qualche modo legata anche nel passato ad una gestione delle prescrizioni spesse volte non calibrata?
cioè magari farmaci che venivano prescritti ma che in realtà non erano effettivamente necessari? No, direi che no, nel controllo che c'è stato direi che non è così. C'è stato un po', diciamo, a volte dell'accaparramento, come può essere il discorso del Creon, no? Quello per la pancreatite, che lì c'è stato un po' di accaparramento, e questo lo voglio dire ai pazienti. Cerchiamo di non fare incetta di farmaci perché c'è anche tanta gente che ne ha bisogno. Per cui quando diciamo ve ne do uno al posto di due non è cattiveria, lo facciamo proprio perché abbiamo altri pazienti che hanno bisogno. E questo è importante, insomma, che da casa capiscano che non è una questione di egoismo da parte dei farmacisti, ma perché effettivamente c'è questa situazione che il dottor Giacomazzi ci ha ben descritto. Veniamo alle notizie anche un po' positive per il ruolo delle farmacie, che sempre più sono farmacie di servizio. Cioè in farmacia non si trova solo il farmaco, ma si possono avere ulteriori servizi, sempre di più. Direi che effettivamente dopo la pandemia la farmacia ha preso un altro ruolo, un'altra strada, che è quella della farmacia di servizi. Abbiamo visto come nel 2020, in piena pandemia, siamo stati, diciamo, sempre in prima fila per quanto riguarda i tamponi. Siamo partiti dai tamponi, siamo andati alle vaccinazioni che hanno trovato i colleghi ben disposti e che siamo partiti, diciamo, bene sia il primo anno, questo è il secondo, con vaccinazione Covid e vaccinazione influenzale. Stiamo facendo lo screening coloretto per il, diciamo, per il sangue occulto delle feci. Stiamo facendo lo screening per il diabete e abbiamo, diciamo, nella farmacia di servizi la telemedicina, che è molto importante, in cui si fa l'elettrocardiogramma e l'installazione dell'oltrepressorio cardiaco. E stiamo arrivando, probabilmente, se ce la facciamo, a quello che si chiama la televisita. Televisita che è stata sperimentata nell'ULSS 7 di Vicenza tramite una macchina in cui abbiamo la possibilità di monitorare la dermatite, tutto quello che è, diciamo, dermatite, tonsilliti, faringiti, tipo sistema che viene utilizzato nei paesi australiani, dove c'è un'estensione molto ampia, per cui con questo sistema il medico che si troverebbe a livello ospedaliero o il medico di guardia e fa la diagnosi e anche la prescrizione, che sarebbe una cosa molto utile. E la vedo utile anche per il sabato e la domenica, quando c'è le farmacie di turno e che il medico di guardia potrebbe, diciamo, diagnosticare in maniera ben diversa per non intasare quello che può essere il pronto soccorso. Quindi le farmacie sono sempre più integrate in quel tessuto tra ospedale, medico di base, e quindi anche per far fronte a quelle carenze che ci sono al momento di camici bianchi, il ruolo della farmacia è sempre più di primo piano, anche in questa fase, insomma, di visite addirittura. Corretto, direi che essendo la farmacia di prossimità, veramente viene utilizzata in maniera, se andiamo avanti su questo percorso, oltre al farmaco anche il servizio, e soprattutto per quelle zone in cui non sono ben coperte. Per cui le zone che non sono ben coperte, supponiamo le farmacie rurali nella Bellunese, nelle zone, in questa maniera dove i medici si sono concentrati a valle, automaticamente c'è la possibilità di dare un servizio molto, direi, un servizio valido. Come reagiscono i pazienti? Pensiamo magari ai più anziani, che proprio sono i pazienti che abitano queste zone. Allora, devo dire che i pazienti, soprattutto anziani, sono quelli che lo accettano in maniera, diciamo, molto positiva. Il problema è sempre quello che economicamente l'italiano, oggi come oggi, quando va al sistema sanitario, se esce dal sistema sanitario e va nel privato, sono veramente soldi. E allora bisogna cercare anche noi di dare questa farmacia dei servizi in accordo con la Regione, che si evita di spostare il paziente anziano, per cui lo curiamo quello che è vicino a casa propria. Questo è il futuro, credo che sia un futuro positivo, e credo che l'unica nazione al mondo è l'Italia in questo momento che dà questo servizio.
E insomma ogni tanto anche noi ci distinguiamo per qualcosa di positivo e ben venga che questi servizi aumentino sempre di più, e quindi un grazie a tutti i farmacisti. Io direi, chiedo ai colleghi effettivamente di essere coesi, uniti e dare questi servizi sempre di più, perché il cittadino ha bisogno. Sono ancora poche le farmacie che lo fanno. Siamo un certo numero, però è sempre meglio che ci siamo tutti. Esatto, in modo che non diventi anche complicato cercare la farmacia che fa quel servizio, ma anche la farmacia vicino casa che lo faccia. Questo è importantissimo. Dottore, grazie davvero, grazie perché ci ha spiegato un po' di più sulla questione farmaci, dando anche qualche consiglio utile ai nostri telespettatori, ma ci ha anche raccontato che cosa sono oggi le farmacie nel 2024. Grazie al dottor Maurizio Giacomazzi, segretario di Farmacie Unite, naturalmente buon lavoro e torneremo presto ad aggiornarci. Grazie davvero, grazie dottore. A voi, grazie per l'invito. Grazie infinite. Arrivederci. Noi siamo alla politica, il caso terzo mandato e la guerra alla Lega Fratelli d'Italia per la corsa alle regionali. Non è sicuramente questo che farà litigare il centrodestra e non è questo che mi toglie il sonno. Se ne sta occupando e deciderà il Parlamento. Il freno a mano tirato non è di uno qualsiasi, ma del numero 1 della Lega, Matteo Salvini, in queste ore in Sardegna. E non è cosa da poco, perché per molti questa frase ha una traduzione chiara. Il caso terzo mandato, e quindi in Veneto il caso Zaia, non deve mettere a repentaglio i già delicati rapporti con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, spalleggiati da Forza Italia. Il Carroccio non vuole trovarsi isolato su questo tema, come di fatto sembra essere, e dunque l'emendamento della Lega presentato dal segretario regionale Alberto Stefani rischia di essere ritirato in nome dell'unità del centrodestra? Verrebbe da chiedersi quale unità, almeno in Veneto, dove ai sorrisi di Prammatica si contrappongono strali e attacchi da quando Fratelli d'Italia ha rotto gli indugi ripetendo da mesi un mantra: il Veneto tocca a noi, fumo negli occhi dei leghisti. E sono dichiarazioni che non fanno bene, queste dichiarazioni comportano comunque un aumento di tensione che non sarebbe necessaria. Io avrei evitato un'apertura di campagna elettorale così in anticipo, perché ci sono tanti temi sul tavolo a livello amministrativo che vanno affrontati, però se veniamo tirati in ballo, ecco, non dobbiamo aver paura di ribadire che il nostro partito, la Lega, deve continuare a mantenere la presidenza di questa regione. Il Veneto è nostro, insomma, calma e sangue freddo, insomma. Intanto che il Veneto è nostro, che ascoltassero i veneti e allora se il Veneto è loro, i veneti vogliono l'autonomia, che il percorso dell'autonomia vada avanti a grandi galoppate anche da Fratelli d'Italia. Zaia o non Zaia, per il Carroccio Veneto sta diventando una questione di vita politica. Ho definito il Veneto come la linea del Piave per il Carroccio, per il nostro partito. Io credo che dopo 15 anni di amministrazione Zaia ci sia l'esperienza, ci sia la capacità per poter continuare a governare questa regione e ad esprimere il candidato presidente. Zaia resta il nome da spingere, ma le europee potrebbero sparigliare le carte, lo sa bene anche Matteo Renzi, che da osservatore con la sua Italia Viva, da Mestre rilancia lo scontro. Meloni vuole mettere le mani sul Veneto mandando a casa Zaia, dice l'ex premier. La Lega vuole insistere e se non ci sarà il terzo, candiderà qualcuno alla presidenza, come il sindaco di Treviso. Già, quell'ipotesi Mario Conte che lo stesso primo cittadino non ha rigettato a priori e che secondo chi lo conosce bene sarebbe un ruolo che gli calza a pennello. Lui ha sempre detto che è a disposizione del partito, ma è a disposizione anche e ha un impegno con i cittadini. Dovesse essere, io lo vedo anche un bravo amministratore, non solo locale ma anche regionale. E comunque, se Roma dovesse stoppare Zaia, la Lega lancia un avvertimento a tutti. Di sicuro il presidente Zaia non è che sparirà dalla scena politica veneta e con lui rimarrà in campo, penso, la sua lista, la lista Zaia e la lista Lega, entrambe compagini fatte da militanti leghisti che hanno portato grandi soddisfazioni al presidente Zaia e al nostro partito e quindi penso le porteranno anche in futuro. Dati record per il turismo padovano che torna a livelli 2019, addirittura superandoli. Nel mirino ora città come Pisa e Verona. Se il 2019 a Padova è stato un anno da record per il turismo, il 2023 appena concluso è stato ancora migliore, con 1.291.000 pernottamenti. Infatti, la città ha registrato 125.000 presenze in più, in pratica quasi 350 al giorno. E se di solito il periodo migliore era la primavera, ora c'è un nuovo picco di presenze durante l'estate. Gli stranieri sono soprattutto tedeschi, ma anche inglesi, americani, dell'est Europa, e in totale le presenze arrivano da 80 nazioni diverse.
Inoltre sono gli alberghi a 4 stelle i preferiti, dove alloggia il 38% degli arrivi, ma la sorpresa sono le strutture extra-alberghiere, bed and breakfast o case vacanze soprattutto, cresciute quasi dell'80% e che pongono Padova all'avanguardia. Il dato che colpisce, il dato nuovo in questi pochissimi ultimi anni è la crescita, diciamo, della ricettività extra alberghiera. Faccio un esempio: nel 2019 avevamo 130.000 presenze nelle nuove locazioni turistiche, case vacanze. Ecco, quest'anno abbiamo registrato un più 78%, siamo arrivati a 232.000 presenze che pesano sul globale il 19%. Sono dati importanti che sono indicatori di un fenomeno di cambiamento di Padova come città d'arte. Superate nettamente Siena, Ravenna e Brescia, ora si punta a raggiungere città con un nome che gira il mondo. Abbiamo lasciato abbondantemente alle spalle città d'arte consolidate, abbiamo il doppio di Brescia, abbiamo ovviamente superato Ravenna, Mantova, Siena. Diciamo che la competizione, l'ambizione è Verona è una città troppo forte, ma diciamo che il nostro target, il nostro obiettivo è la città di Pisa. In generale a Padova arriva un turismo di fascia alta che ama la cultura e che sceglie la città del Santo non come luogo di passaggio, ma proprio per i suoi tesori. E a proposito di turismo padovano, c'è un dibattito sempre aperto, non si può perdere ancora tempo, e riguarda l'ampliamento dei musei civici eremitani. Non si può attendere oltre. Il dibattito che si è aperto a Padova sull'ampliamento dei musei eremitani porta a un'unica conclusione: il museo è per così dire mutilato, manca tutta una zona d'ingresso, 500 metri quadrati circa, che permetta ai visitatori di essere accolti come si deve. Nel 2023 si parla di 367.000 ingressi, non si può attendere oltre. Il museo così com'è, incompleto, non risponde più a questa grandissima domanda. Quindi bisogna recuperare il tempo che è passato invano tra tante polemiche, contraddizioni e tanti problemi anche oggettivi. Così com'è il museo non è accogliente. L'ingresso in realtà è già una sala espositiva. La biglietteria ruba spazio alle opere in mostra. Questo è l'ingresso, per modo di dire, del museo provvisorio, dove stanno andando questi visitatori continuamente a tutte le ore. Adesso è l'1:30, c'è gente che va al museo. Intorno poi ci sono l'Arena Romana, in origine grandissima ma di cui restano poche tracce e chiusa da anni. Ci sono poi Palazzo Zuckerman, il Museo della Natura e dell'Uomo, la Cappella degli Scrovegni di Giotto e gli affreschi di Mantegna nella Chiesa degli Eremitani. Bisogna avere un'idea complessiva di tutti questi spazi e farli funzionare insieme davanti a questa domanda grande e al dovere che bisogna adempiere di dare un'immagine la più alta, la più significativa possibile dei tesori. Il dibattito è aperto, ma bisogna fare in fretta. I tempi stringono. Padova non può più permettersi il lusso di rimanere mutilata in questo momento del suo museo così importante. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera alle 21, nuovo appuntamento di Ring, durante il quale vedremo proprio l'esito del sondaggio. Ora in sovraimpressione, sempre meno giovani in Veneto, servono più immigrati, quelli numeri da chiamare se la vostra risposta è sì o se volete rispondere no. Lo ricordo, la chiamata è gratuita. Questa sera l'esito a Ring, ospiti l'assessore all'istruzione e al lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan, Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, e poi Jonathan Montanariello, consigliere regionale del Partito Democratico, Dario Scopel, sindaco di Seren, e Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio Belluno Treviso. È davvero tutto, vi lascio ora le previsioni del tempo e poi a seguire il film Scomparsa di Alice Creed. Grazie ancora per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.
Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Previsioni per lunedì 19 febbraio. Sul Veneto nuvolosità variabile alternata a schiarite con probabili foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Bassa probabilità di sporadiche precipitazioni. Temperature in locale calo, minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 13-16 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in genere variabile e nuvoloso. Non è esclusa qualche debole precipitazione locale ma con bassa probabilità. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime sui 12-14 gradi. Sul Trentino Alto Adige locali piovaschi e nubi al mattino, a seguire più stabile e soleggiato. Temperature minime sui 3-5 gradi, massime sui 15-16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.